Il giorno prima dell'inizio del 58° Salone Nautico, Genova ha aperto al traffico la strada della Superba. Lunga circa 6 km, la nuova via consente di alleggerire dai mezzi pesanti in entrata e uscita dal porto il traffico del ponente genovese, messo in seria difficoltà dal crollo del ponte Morandi, anche se per un'operatività completa del nuovo collegamento si dovranno aspettare ancora alcuni giorni. Da questa strada noi sposteremo il traffico pesante levandolo dalla circolazione cittadina. Abbiamo ancora una cosa da fare, che è quella del ponte degli aviatori, che faremo nel prossimo mese, e dopodiché avremo completato l'opera. Comunque il fatto di avere questa circolazione ci consente di levare tutto il traffico pesante dall'incrocio via Siffredi Guido Rossa, che è l'incrocio principale dove oggi abbiamo il problema principale dal punto di vista del traffico. Lavoreremo per l'810. Il Viale Canepa e Lungomare Canepa e l'810 devono aprire totalmente più in fretta possibile. Stiamo accelerando molto, anche ieri nel decreto abbiamo messo la possibilità di lavorare in deroga su tante cose per poter finanziare le accelerazioni dei progetti o addirittura progetti collaterali che ci portano al risultato in tempi più brevi. Un collegamento realizzato in poco più di un mese e che con l'apertura al traffico del ponte degli aviatori diventerà a tutti gli effetti un bypass per i mezzi pesanti diretti nell'area portuale genovese. Su questa strada correranno tutti i mezzi pesanti diretti ai principali terminal dei container del Porto Vecchio, quindi la vecchia struttura portuale di Genova, ancora la principale insieme a quella di Voltri della nostra città. Sgraverà il traffico cittadino ovviamente di questi tir. L'abbiamo realizzata in un mese di tempo, è una promessa che abbiamo fatto all'inizio di questa emergenza, l'abbiamo mantenuta, come abbiamo mantenuto quella di dare una casa a tutti anche nei tempi più stretti di quanto avevamo addirittura preventivato all'inizio.